Tonino Torrin, e in tribunetta saluto e ringrazio molto Alessandro Mocellin, che è il direttore dell'Accademia della Lingua Veneta. Buonasera, professore, e due illustri studiosi che vengono dall'estero e che parteciperanno domani al convegno, e sono il professor Christopher Moseley dell'Università di Londra ed è primo linguista dell'UNESCO. Buonasera. Buonasera. Good evening. E il professor Tilbert Stegmann dell'Università di Francoforte. Buonasera. Buonasera professore, grazie a tutti. Allora, io Alessandro Mocellin, che è direttore dell'Accademia della Lingua Veneta. Buonasera Mocellin. Buonasera. Dicevo insieme al professor Moseley e al professor Stegmann, convegno a Campo San Piero domani sulla lingua veneta. Ha una connotazione soltanto culturale o anche politica, diciamo? Qualcuno se lo chiederà. Osiamo dire che più che culturale ha una connotazione prettamente scientifica. Si tratta di 9 esperti di linguistica in diversi campi che provengono da diverse università d'Europa, quindi abbiamo anche in questo studio la grande fortuna di avere il professor Moseley, il primo linguista dell'UNESCO e autore dell'Atlante mondiale delle lingue, e anche il professor Stegmann, con il quale siamo insieme i fortunati, diciamo, primi autori del primo manuale universitario in lingua veneta con l'Università di Francoforte. Ci saranno universitari, professori dall'Università di Amsterdam, anche della Scozia, del Galles, e anche da Padova e da Venezia. Da Venezia avremo il professor Balboni e il professor Serragiotto di Lottodidattica e il professor Bertolissi, perché si parlerà anche ovviamente di diritti linguistici. Ma si tratta veramente di una convention internazionale, il primo convegno internazionale sulla lingua veneta. Sarà firmata anche una dichiarazione a margine del convegno, quindi si tratta veramente di un evento scientifico. Al mattino parteciperanno 180 studenti delle scuole superiori della provincia di Padova e con i loro insegnanti. Al pomeriggio altre oltre 200 persone che sono iscritte, quindi persone comuni di ogni tipo, che hanno deciso di partecipare a questo grande evento. Bene, sentiamo il professor Moseley allora, perché chi ci ascolta, chi ci vede dirà: ma perché un linguista dell'UNESCO, dell'Università di Londra, sulla lingua veneta, no? Qualcuno può dire come mai dei docenti stranieri sulla lingua veneta? I am the editor of the UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, and there are various degrees of endangerment to languages in the world. Io sono l'editore, il curatore dell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo per l'UNESCO, e ci sono diversi livelli di pericolo che si possono essere per le lingue. And one of the languages among the 2,700 languages that are considered endangered for various reasons in the world in this atlas is Venetan or Venetian. Quindi di queste 2700 lingue che sono state censite come lingue in pericolo dall'UNESCO, tra queste c'è anche la lingua veneta. A language is considered to be in danger if the number of speakers is getting smaller. In other words, to put it simply, if it's not being passed on to the following generation fully. Quindi una lingua è considerata in pericolo quando diciamo, c'è una riduzione del numero di parlanti e quindi non c'è una trasmissione completa della lingua dai genitori ai figli. And UNESCO has various measurements of vitality of a language to try and assess accurately and impartially just exactly what kind of present and future status a language will have in the country where it is spoken. L'UNESCO ha sviluppato dei protocolli, dei livelli per determinare il grado di pericolo per una lingua. One of the interesting things about Venetan is that its status, I suppose you would call vulnerable, which is only a mild degree of endangerment because the number of speakers in the world of Venetian is large. It's in the millions, but it's not getting bigger. It's
And I welcome this convention tomorrow because it is attempting to extend the range of domains where the language is spoken, and that can only have a good effect on the future of the language. Quindi la lingua veneta è parlata già da milioni di persone, quindi non si tratta di una piccola lingua, ma si trova in questo momento in situazione di vulnerabilità, quindi un pericolo non grave, un pericolo abbastanza lieve, però è importante che ci siano queste iniziative come questa convention in modo da poter diciamo, aumentare il range, quindi la dimensione, possiamo dire, della lingua su tutti i registri, anche quello scientifico, we could say. No? Bene, allora sentiamo il professor Stegman, oggi un collega che sapeva che sarebbe intervenuto domani al convegno, mi ha detto deve essere la Merkel che vuole imparare il veneto per conquistare poi più facilmente questa regione, dice, probabilmente si sente già veneta, no? Perché vuole in qualche modo. Professore, a parte queste battute, anche per lei, diciamo, un docente ma tedesco, se la Merkel vuole imparare il veneto lo farà per ragioni culturali e non per entrare davanti di una armata prussiana al Veneto. Ancora che no, per me qui avete il titolo Chi ha paura del Veneto? Sì. Io del Veneto, la lingua veneta, io amo la lingua veneta, è una lingua di più è sempre un valore addizionale, è un amore di più. Così quel convegno che facciamo domani mi sembra un passo molto importante, molto interessante e molto positivo per questa regione e per la lingua veneta, perché così non soltanto come Moseley diceva c'è un status quo, ma una possibilità di aumentare la presenza del Veneto. Per me già è una cosa molto importante che sentire che il 75% dei veneti, di persone che vivono qui, parlano a casa e anche nel bar e anche nella calle il Veneto. Questo è una buona salute, 75%, ma quello che faltava è un po' la base accademica, la base di saper scrivere la lingua che tu parli, e così credo che quel convegno è una cosa importante. Quel libro che abbiamo fatto Mocellin ed io insieme, 270 pagine in veneto scritte su un tema linguistico, specialmente su un tema che interessa il Veneto, è un inizio di prendere più seriosamente, più in serio e con più volontà di futuro la lingua veneta. Senta professore, avrà visto che c'è una polemica in Italia su una lingua italiana che si sta impoverendo, no? Anche per via delle nuove tecnologie, i nuovi media, che i ragazzi che parlano nessuno usa più il congiuntivo, insomma è una lingua che si sta un po' perdendo, no? Succede anche in Germania, voglio dire, c'è un impoverimento delle lingue. Impoverimento no, ma le varianti ci sono in tutte le lingue. In Germania, nel campo linguistico tedesco, è chiaro che a Colonia parlano verso di Berlino o di Norimberga. E questo è la cosa più naturale, quello che diceva con Tertulliano, che lingua è il Veneto? Tutte queste varianti sono una lingua, il Veneto, e questa lingua veneta ha tante varianti o meno o più che il tedesco e le altre lingue di civiltà. È una cosa normalissima, non che si parli un po' diverso qui e di là. Quello che è importante è che abbiamo anche in Germania una sola maniera di scrivere. Di scrivere il tedesco, perché se no la gente non potrebbe più leggere Goethe se non avemo una unità, una scrittura comune.
Se posso aggiungere anch'io una piccola battuta, Certo. Chiaramente il Veneto ha le proprie varianti e quando ci chiediamo qual è il Veneto corretto, è la domanda che è sbagliata, non c'è una risposta. Qual è l'inglese corretto di fronte a un inglese che viene variato continuamente? Qual è l'italiano corretto tra come parla Padrin e come parla Pipitone? Non parlano chiaramente allo stesso modo, o entrambi sono corretti e quindi c'è un margine di variabilità, oppure uno dei due non sa parlare italiano. Io non ho una risposta, ma vi posso dire per esempio che Benigni non parla correttamente italiano perché non usa i suoni standard della lingua italiana. Quando prendo Benigni, per carità non me ne vorrà, magari avrei piacere un giorno di conoscerlo, però quando Roberto Benigni dice per esempio, non so, io vengo dalla regione toscana, sta usando dei suoni che non esistono in lingua italiana. Il suono J è un suono del francese o del portoghese, se vogliamo, ma non dell'italiano. Quindi Benigni non parla italiano? No, Benigni parla italiano, ma l'italiano varia ed è una lingua, non è un dialetto l'italiano, e se il Veneto ha le stesse caratteristiche perché varia, chiaramente anche il Veneto è una lingua. Basta conoscere qualcosa in più. Vale anche per le altre lingue, napoletano, siciliano, sardo, friulano, che sono riconosciute. Invece il napoletano, siciliano e il Veneto, che sono lingue molto importanti e prestigiose, non vengono riconosciute. C'è una disparità di trattamento. Trump fa i muri, se vuole fare un governo dovrà... Alessandro Mocellin, nella legge sulla minoranza nazionale del Veneto si prevede che la lingua veneta sia insegnata nelle scuole, no? E qui tante critiche da chi dice ma come vi chiudete, bisognerebbe, basta l'inglese, anzi è l'inglese la lingua che bisogna imparare. Come risponde a questa obiezione? Allora questo rispondo direttamente io, che sono un po' più appunto informato sul locale. E riguardo quella legge io non saprei cosa commentare sostanzialmente. Sull'insegnamento della lingua in sé, ovviamente la cosa è assolutamente importante e vorrei anche dire necessaria. C'è per esempio anche il professor Balboni di Venezia che è assolutamente favorevole, almeno a quanto so io, ha scritto già da tempo sull'utilità di utilizzare la lingua veneta a scuola, anche per ovviare a ciò che lei giustamente diceva prima, cioè ci troviamo ad avere 60 milioni di italiani che non sanno l'italiano. Perché? Perché in realtà c'è una grande confusione su che cos'è l'italiano effettivamente e c'è una grande commistione tra italiano e le lingue locali, non si capisce qual è l'una e qual è l'altra. Quindi ciò che dimostra la neurolinguistica e la glottodidattica, vedo Pipitone scuotere la testa, è in realtà che imparare una lingua in più è allenare un muscolo nuovo, è come andare in Cina in prima solo con l'italiano, con il veneto si va in seconda fino in Cina, quando si ha l'inglese si va in terza, come immaginiamo un cambio dell'automobile, e poi quello che le posso assicurare è che poi ci si prende gusto con le lingue, quindi ai ragazzi, ai giovani, questo l'ho visto anche recentemente in esperienze di insegnamento scolastico, anche con centinaia di studenti insieme, bisogna insegnare una cultura del multilinguismo e si deve partire con la lingua locale, e questo credo siamo tutti d'accordo su questo. Il multilinguismo è importante per sconfiggere questo morbo che è il monolinguismo di sapere una sola lingua, non è chiusura, al di là di leggi o non leggi, purtroppo è lo Stato italiano in questo momento che deve stabilire se vuole che il veneto sia riconosciuto come una lingua, come lo sono per esempio il friulano, il sardo e il ladino. È chiaro però che il veneto, che è parlato non solo in Veneto, ma è parlato anche fuori della regione Veneto. Vi ricordo che la regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato a suo tempo del denaro per gli studi riguardanti le varianti veneti presenti in Friuli. Il veneto è parlato in Istria, è in Slovenia, ma anche in provincia di Gorizia e anche Trieste stessa, nonostante non sia mai stata una parte del territorio della Serenissima. Quindi la lingua veneta si è già distribuita per merito sostanzialmente, per scelta delle persone. Non c'è stata mai nessuna imposizione. Questa è la lingua veneta, è la libertà totale. Questo magari potrebbe fare paura, ma i veneti non deve fare nessuna paura. Magari non so se qualcuno ha paura del Veneto, ma il Veneto non ha paura di niente. Infatti in Brasile il Veneto è riconosciuto come lingua, quindi invitiamo non solo lo Stato italiano, ma anche la Slovenia e la Croazia a fare la loro parte. Ecco, l'insegnamento della lingua veneta è una cosa importante, è una cosa che dà gioia. Qui vediamo tante disgrazie e tanti problemi, ma la gioia è quello che serve. Allora, volevo chiedere una domanda anche a lei sull'attualità, no? In Italia c'è un attacco alla stampa da parte di una parte politica in questo caso, però la stampa ha le sue colpe, perché qua ci sono giornali molto pilotati, orientati, guerra per bande, uno di sinistra, l'altro di destra, si fanno degli attacchi a volte molto
mirati. In Germania, che per i giornalisti italiani ha sempre rappresentato il giornalismo anglosassone, un esempio da seguire, la stampa è tollerata, è censurata, cioè ci sono casi simili a questi che stiamo verificando qui ora? Non conosco bene come censura o nella stampa, ma quello che volevo dire è che la gente va al fitness, alla palestra per sviluppare i muscoli, non tutti ma molti, ma le lingue è lo stesso, tu certo. se ne hai più di una lingua, già le neurone lavorano migliore, e ogni lingua di più è un guadagno di capacità cerebrale. Questo è neurolinguisticamente provato. Così io dico, se avete il veneto, la lingua veneta qui vicina, tanto facile a aggiungere alle vostre capacità, alle vostre competenze linguistiche, fatelo. Tutti dovrebbero, anche se fosse soltanto per far fitness cerebrale, già sarebbe buono. Vale ma la pena anche il Veneto ha un valore di solidarietà, di sentirsi veneti, di avere d'un lato un buon fondamento nel paese, e dall'altro lato l'apertura a tutte le lingue europee e le lingue del mondo, e questo soltanto può fare meglio le capacità di agire. Sento, un ragazzo che vuole venire a lavorare in inglese, in Germania, gli suggerirebbe di studiare bene l'inglese o la lingua veneta? Il tedesco. È l'inglese. Ecco, il Veneto è più facile perché le caratteristiche del Veneto dal punto di vista linguistico, è vero, ci sono veramente dei rapporti, no? Incredibili. Io chiedo a chi è qui presente, ma anche a chi è a casa, se vi siete mai accorti che in Veneto tutte le domande, le interrogative si fanno come in inglese, in francese e in tedesco. Faccio un esempio. Sì, bravo, è un'affermazione. Se devo farti la domanda dico sito bravo. Sì. È lo stesso è in inglese, lo stesso è in francese, lo stesso è anche in tedesco, cosa che in italiano non è assolutamente possibile. Quando io dico you are crazy è un'affermazione. Se devo fare la domanda dico are you crazy, quindi sito matto, è esattamente la stessa cosa. Ciò rende impossibile, linguisticamente impossibile, che il veneto sia un dialetto, anche perché bisogna dire di che cosa. È un dialetto dell'italiano, è un dialetto del tedesco, dello spagnolo, è una varietà come è una lingua. Si stanno perdendo. Dire che, come dire, non sono più usati perché desueta quella azione per la quale quel termine veniva usato. Ma questo fa parte della fisiologia, è normale in tutte le lingue. Se scompare l'oggetto, scompare la parola. Ma la forchetta, chiamiamola piron, che è un termine di origine greca, perché l'hanno inventata a Costantinopoli, quindi un termine greco. Piron, greco, significa perein, quindi la forchetta è quella per i campi, e il piron se magna, qua forca se volta il fen o le ame, se vuole. Allora, dobbiamo andare, grazie per i tantissimi sms. Vi ricordo domani a Campo San Piero un convegno importantissimo sulla lingua veneta. Sì, convegno internazionale sulla lingua veneta, Campo San Piero, è presso l'auditorium dei padri antoniani in via Sant'Antonio. È quasi tutto pieno, quindi veramente c'è stato un grandissimo interesse per questo evento scientifico che, ricordiamo, è completamente autofinanziato e non ci sono ricevuti nessun finanziamento, non abbiamo chiesto nessun finanziamento alla politica, perché la lingua veneta deve essere un tema di tutti i veneti, e quindi invito tutti i presenti, ma anche quelli che non sono presenti, ad attivarsi. Già diversi partiti, associazioni, movimenti, comuni addirittura, ma anche singole persone, aziende ci hanno chiesto di fare traduzioni in lingua veneta. Lo possiamo fare e lo vogliamo fare per tutti, quindi è un invito. La lingua veneta è un patrimonio di tutti i veneti e anche di quelli che non sono veneti. E ci saranno il professor Mosley, il professor Stegman, il professor Stegman, il professor Balboni, il professor Serraggiotto di Università di Venezia, il professor Bertolissi di Padova, la dottoressa Susanna Todorovic dell'Istria, Amsterdam, eccetera. Grazie Alessandro Mocellin.